From up above I heard the angels sing to me these words. Innovazione a 360 gradi, capacità di soddisfare nuovi bisogni e tendenze e contare su un prodotto unico, inimitabile e qualitativamente imbattibile. Sono questi i punti di forza di Castagnera Acquaveti, oggi tra le distillerie più importanti d'Italia e nel mondo. Grazie alle oltre 6 milioni di bottiglie prodotte ogni anno nel suo stabilimento, che copre un'area di ben 60.000 metri quadrati. Castagnier e Vinitaly, un connubio indissolubile che anche in questo 2019 ha portato la grande distilleria a proporre in maniera sempre più smart e dinamica i suoi gioielli. Ecco allora la straordinaria grappa di Prosecco Ice, distillato di innovazione che con il suo cappottino termico si può bere fredda, specialmente d'estate. Non poteva poi mancare la grappa di ciliegio, quest'anno proposta in formato piccolo da 0,35 cl, dedicato ai consumatori più curiosi ed esigenti. Battesimo speciale invece per la collezione Prestige della grappa riserva 7 anni, che con la sua nuova veste punta a competere con i grandi distillati del mondo e a conquistare i nuovi modelli commerciali. La grappa è un simbolo del Made in Italy, dobbiamo cercare però di spostarci tutti, vino compreso, di vendere una bottiglia in più, ma soprattutto un valore aggiunto in più. Questa deve essere l'anima di questo Vinitaly, quindi far percepire al mondo intero. Vinitaly quest'anno si apre proprio con un ingresso di buyer esteri incredibile, dobbiamo fare capire che l'Italia, la grappa, il vino italiano vale almeno come il vino francese, come il cognac francese. Questo è proprio l'obiettivo di questo Vinitaly, non solo vendere, ma vendere prodotti di alta fascia, di alta qualità. Continua a rivoluzionare il mercato e i locali più trendy anche Cassa, la grappa nata per la miscelazione ideata dai barman, che ha cambiato nell'anno appena trascorso il concept di uso di questo nobile distillato. Del resto una campionessa come Cassa, vincitrice della medaglia d'oro al premio Vinitaly International Packaging, come non poteva diventare la grappa più cool del momento? Anche per il secondo anno di fila Cassa è presente a Vinitaly, una cocktail list dedicata tutti i giorni. Oggi pomeriggio il grande bartender Samuele Ambrosi sarà con noi e presenterà le proprie ricette. L'idea è quella di portare finalmente la grappa all'interno della miscelazione, quindi il distillato italiano per eccellenza che per la prima volta cambia veste, diventa più giovane e si fa protagonista di cocktail. Essere presenti col prodotto giusto al momento giusto, proposte mirate a soddisfare le esigenze di diverse fasce di consumatori e anticipare e capire le nuove tendenze, specialmente nell'e-commerce. Sono questi gli obiettivi di Castagnier Italian Distiller, che per quest'anno punta ad una crescita aziendale al di sopra del 10%.